La verifica com'è andata? Non so, in realtà non benissimo. Ciao ragazzi. Ciao. Com'è? Tutto bene voi? Oggi che facciamo? Facciamo un giro, non so, andiamo a bere una roba, non so, vediamo. Sì, non c'è niente da fare. Per fare qualcosa di diverso, vi va di andare a visitare l'Ariston, che è un vecchio cinema abbandonato, vedere quello che ne è rimasto? Dai, ci si va, dai. Perché no? Figo. Va bene, allora ci vediamo dopo. Dai, Ok, ciao. Ciao. Era solo quello una volta, in giro qua, solo i cinema. Quegli anni lì, tutti non avevano la televisione, no? E quel schermo lì era come adesso che si prende le televisioni che sono grandi come il schermo che era al cinema una volta. Col nonno andavo dopo cena, perché prima si aveva le bestie da aggiustare, erano le mucche da mungere e tutto. Qualche volta se si trovava amici che si trovavano là, si andava nel bar tutti assieme. No, si andava in via della prefettura che vendevano le paste a 15, mi ricordo bene, 15 lire l'una. Le paste con 100 lire mangiavi e bevevi la cioccolata, una bella cioccolata calda. Riuscivo a uscire solamente durante il fine settimana perché ero una collegiale e non potevo uscire sempre. Quando uscivo andavo a teatro o al cinema con le mie compagne. Le suore ci accompagnavano e ci venivano a prendere appena finiva il film, però quando ho conosciuto tuo nonno facevo un po' la trasgressiva e quando finiva il filmato ci nascondavamo nello sgabuzzino e le mie compagne mi coprivano e dicevano le suore che ero già tornata in collegio. Quando eravamo sicuri che non c'era più nessuno, uscivamo e andavamo a fare una passeggiata al parco insieme. Io al cinema mi divertivo guardando le persone che partecipavano allo spettacolo. Vedevano gli indiani sbucare dietro una rupe, dietro qualcosa, e c'era sempre qualcuno in sala che diceva attento che ti arriva la freccia, spostati, così per i romani, così. Quindi era vissuto il film. Ogni domenica tirar fuori 50 lire al tempo era per me appunto abbastanza difficile e al cinema cercavo di entrare gratis, ci si metteva d'accordo con qualcuno che era dentro per farsi aprire la porta di servizio. La luce entrava perché era giorno, quindi dovevi rimanere dietro la tenda per un po' e poi entravi di soppiatto. Peccato che questo spazio rimanga inutilizzato, però. Forse solo questo, a Udine ce ne sono un sacco abbandonati e in condizioni pessime. Sì, soprattutto adesso che non c'è più niente da fare a Udine. Sì, si potrebbe riutilizzare per fare un locale o per esempio la discoteca.